A Marghera, zona rossa intorno a tutta l'area della fontana di Piazzale Giovannacci, cioè tutta la parte nord della città fino alla centralissima Piazza Mercato, dove ha sede il municipio. Il quadrilatero compreso tra via Fratelli Bandiera, via Rossarol, Sant'Antonio e Lavelli per tutte le giornate del Carnevale a partire da giovedì 13, ed è proprio dalla novità su Marghera che regna lo scetticismo in merito all'efficacia dei già soprannominati recinti urbani. Io penso che non sia la zona rossa che garantirà la sicurezza alle persone, ma speriamo che non succeda nulla, perché sai, quando deve succedere qualcosa, zona rossa, blu o verde, succede. Con Marghera e Venezia considerata zona problematica per la sicurezza anche una buona parte di Mestre, con il suo centro. Anche Piazza Ferretto tra le zone rosse di Mestre, tra la gente, tuttavia regna ancora un po' di confusione su cosa siano queste zone rosse. C'è qualcuno che mi ha chiesto spiegazioni, ma il più della gente non ha assolutamente idea di cosa siano queste zone rosse. Si spera che sia per la sicurezza, però non ho notato per adesso nessuna differenza. Ma lei cosa ha capito di queste zone rosse? Che zone sono? Dovrebbero essere zone frequentate non troppo bene, con un po' di caos penso, perché non c'è scritto da nessuna parte cosa è vietato in zona rossa. Ed è in una desertica e per questo insolita piazza Ferretto dove le poche persone presenti, poco prima delle 12, discutono sull'efficacia e utilità del provvedimento prefettizio. Corso del Popolo. Io una settimana fa mi sono trovata alla serratura della porta di casa, proprio non quella del portone, quella di casa, scassata. Anche Corso del Popolo, zona rossa? È già zona rossa? Da oggi. Ah, da oggi? Ah, ecco, perciò non lo sapevo. Meno male, guardi, meno male. Penso che il fatto che sia limitata questa ordinanza, che si limiti solo al periodo di Carnevale, non credo faccia molto da deterrente, perché poi quando finisce tutto torna come prima. Le zone rosse sono utilissime e credo che, come tutti gli esperimenti, se andranno a buon fine, e noi ne siamo convinti, possano poi essere esportabili durante tutto l'anno, perché ci sono zone, Mestre, Venezia, che purtroppo sono vessate dalla malamovida.